Questa ragazza che è giovane doveva rasarsi i capelli e le avevo consigliato di andare a Padova a fare le chemio perché so che esiste già lì una struttura dove hanno questi caschetti refrigeranti e lei mi ha detto troppo lontano e quindi ho detto niente, bisogna far partire anche per Treviso. Stefania Tosatto ha un salone di parrucchiera a Mogliano. Anche lei, come tante sue colleghe, si trova di fronte alla sofferenza di donne malate di cancro che si stanno sottoponendo alla chemioterapia e che chiedono di essere rasate. Uno shock che si aggiunge a quello della malattia. Poi un giorno nel suo negozio arriva una ragazza giovane e la sua angoscia fa scattare in Stefania la volontà di dar vita ad una raccolta fondi per acquistare un casco refrigerante che viene fatto indossare alle pazienti durante la terapia per bloccare la caduta dei capelli. Mantengono i capelli, magari non tutti, anche un 50% alle persone che fanno la chemio. L'idea del casco per la prima volta in Veneto viene ad un medico dell'ospedale di Campo San Piero che aveva capito come i capelli fossero importanti dal punto di vista psicologico nella lotta contro il male. Quando loro fanno la chemio, che anche quelle più forti magari arrivano ogni 3 settimane, vanno a farsi la chemio, si sentono ammalate quei 2 giorni, però nel resto delle volte, dei giorni, quando si guardano allo specchio, si vedono sane. 60.000 euro i soldi necessari per l'acquisto di un macchinario per 2 caschetti da consegnare all'ULSS 2. Oltre 120 le attività commerciali che hanno aderito, esponendo un salvadanaio nel quale le clienti possono lasciare un'offerta. Tante le associazioni e i comuni che stanno aiutando nella raccolta. La LILT ha istituito un conto corrente apposito sul quale versare un contributo. Poi ci sarà l'appuntamento dell'8 marzo, giorno clou per la raccolta. Il 50% del nostro lavoro sarà solo e unicamente dato per questa iniziativa.